Ciao a tutti, benvenuti a Il Cuore d'Italia. Oggi vi portiamo in un viaggio che non attraversa solo strade, ma anche sogni, speranze e rinascite. Perché c'è stato un tempo, dopo la guerra, in cui l'Italia aveva bisogno di ricominciare. Le città erano ferite, le case distrutte, il futuro incerto, ma proprio in quel momento difficile nacque qualcosa di leggero, semplice, elegante, capace di farci sentire di nuovo liberi. Due ruote, un piccolo motore, una linea inconfondibile. Era la Vespa, un rombo delicato tra i vicoli, un simbolo di speranza, di stile, di movimento. Non era solo un mezzo di trasporto, era un sogno su cui salire e partire. Ma com'è nata davvero? Chi l'ha pensata? E perché ancora oggi la amiamo così tanto? Allora prepariamoci a scoprire la sua vera storia, tra ingegno, passione e strada. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia era un paese stanco. Le strade erano silenziose, le case ferite. Molti tetti erano crollati, le finestre senza vetri, i muri ancora neri dal fumo. Le persone camminavano piano, con passi pesanti, ma in quegli sguardi c'era qualcosa di forte, la voglia di ricominciare. In ogni città si sentiva un'energia nuova. Le famiglie condividevano tutto, una stanza, un pezzo di pane, un secchio d'acqua. I bambini giocavano tra le macerie, gli adulti sistemavano quello che potevano. Nelle piazze si parlava del domani, anche con poco si sognava. Le fabbriche ripartivano lentamente. Mancavano i mezzi, ma non le idee. Mancava il denaro, ma non la speranza. E ovunque c'era una necessità, spostarsi, per andare a lavorare, per portare il pane, per cercare una vita migliore. Senza mobilità, la ripresa era impossibile. Le automobili erano poche e costose, le biciclette preziose, i treni lenti e affollati. Serviva qualcosa di nuovo, un mezzo per tutti, semplice, leggero, economico, che potesse aiutare milioni di italiani a muoversi ogni giorno. In quel tempo difficile, un nome comincia a circolare con forza: Piaggio. L'azienda di Pontedera, che prima costruiva aerei militari, cerca ora un'altra strada. Una strada civile, utile, concreta. Serve un mezzo piccolo ma stabile, elegante ma accessibile, facile da guidare per uomini, donne, giovani. Non una moto pesante, ma qualcosa di più moderno, più pratico, più italiano. L'idea non è quella di una macchina veloce, ma di un compagno di viaggio quotidiano, un mezzo per andare al mercato, al lavoro, in stazione. Qualcosa che possa accompagnare le persone nella vita di tutti i giorni, senza fatica e con un po' di stile. Così, tra disegni, schizzi e tentativi, prende forma un progetto nuovo. Un'idea che unisce tecnica, eleganza e semplicità. Un sogno a due ruote che sta per nascere. Ma perché proprio in quel momento? E soprattutto, chi avrà la capacità di trasformare questa intuizione in un oggetto reale? In un piccolo ufficio, tra carte tecniche e pensieri lontani, qualcuno sta per accettare una sfida inaspettata e senza saperlo sta per dare forma a una delle invenzioni più amate d'Italia. È da qui che comincia davvero la storia della Vespa. Quel qualcuno si chiamava Corradino d'Ascanio, un nome che pochi conoscevano, ma che stava per cambiare la vita di milioni di italiani. Era nato in Abruzzo, tra montagne silenziose e cieli larghi. Fin da bambino guardava gli uccelli e sognava di volare. Non le strade, ma l'aria era il suo mondo. Così, da grande,
diventò ingegnere aeronautico. Durante gli anni prima della guerra aveva progettato eliche, ali, elicotteri. Lavorava con la leggerezza e la precisione, cercando sempre il modo di rendere il volo più stabile, più sicuro. Non era solo un tecnico, era un uomo che osservava, rifletteva, cercava sempre soluzioni nuove. Quando la guerra finì, anche per lui arrivò un momento difficile. Le fabbriche di aerei si fermarono. Il cielo non bastava più. Serviva tornare con i piedi per terra. Fu allora che Enrico Piaggio, imprenditore e visionario, ebbe un'idea semplice ma potente: creare un mezzo di trasporto nuovo, economico, facile da guidare. Un veicolo per ricostruire non solo l'Italia, ma anche la vita quotidiana delle persone. E decise di affidare questa sfida ad Ascanio, proprio a lui, l'uomo che aveva sempre sognato il cielo. Ma c'era un problema. Ascanio odiava le moto. Le considerava scomode, pericolose, fatte solo per pochi. Diceva: le moto sono troppo complicate. Io voglio qualcosa che chiunque possa usare, anche chi non ha mai guidato. Proprio per questo, però, accettò la sfida, perché non era legato alle vecchie idee, perché veniva da un altro mondo, e a volte chi guarda da fuori vede meglio. Cominciò a studiare la vita reale, andava nei mercati, osservava la gente, donne con le borse della spesa, uomini con le mani sporche di lavoro, ragazzi che correvano verso la scuola. Pensava a un mezzo che potesse andare bene per tutti, anche per una signora elegante con una gonna. Un mezzo su cui non serviva salire a cavallo, ma entrare con un passo leggero. Disegnò un telaio centrale, comodo e stabile. Aggiunse una protezione per le gambe, per evitare schizzi di fango e acqua. Le ruote erano piccole, ma robuste. Il motore doveva essere silenzioso, affidabile, nascosto. Il risultato era qualcosa di completamente nuovo. Non una moto, non una bicicletta. Un mezzo elegante, leggero, quasi poetico. I disegni cominciarono a girare tra i tecnici della Piaggio. Nessuno aveva mai visto nulla di simile. C'era curiosità, stupore e un pizzico di scetticismo. Ma una cosa era certa: qualcosa stava cambiando. E molto presto quella linea disegnata su carta avrebbe cominciato a muoversi davvero. Qualche mese dopo, nel cortile della Piaggio, i primi prototipi iniziarono a prendere vita. Non era ancora un prodotto finito, ma già si sentiva nell'aria qualcosa di speciale. I meccanici lavoravano in silenzio, con mani esperte e occhi attenti, seguendo ogni linea tracciata da Ascanio. Ogni pezzo veniva montato con pazienza, ogni dettaglio osservato, modificato, migliorato. Il telaio centrale era diverso da tutto ciò che si era visto prima: basso, comodo, stabile. Bastava un solo passo per salirci. Il manubrio, largo e semplice, dava sicurezza. Le ruote erano piccole, ma resistenti, perfette per le strade strette e imperfette delle città italiane. Il motore, nascosto nella parte posteriore, era silenzioso. Quando si accendeva, non faceva il classico rumore aggressivo delle motociclette. Produceva un ronzio leggero, quasi musicale, un suono che sembrava danzare nell'aria. Proprio quel suono attirò l'attenzione di Enrico Piaggio. Quel giorno stava passando vicino al laboratorio. Sentì quel rumore insolito e si fermò. Scese lentamente nel cortile, curioso. Si avvicinò al mezzo, lo osservò da vicino, camminandogli attorno in silenzio.
Si chinò per guardarlo meglio, poi si rialzò e sorrise. Disse solo una frase, semplice, spontanea. Sembra una vespa. Ed era vero. La forma stretta nella parte centrale, la parte posteriore più larga, il ronzio del motore. Tutto ricordava una piccola vespa in volo, e da quel momento quel nome rimase. Nessuno cercò alternative. Era perfetto, era naturale, era italiano, ma un nome non basta. Serviva la prova del fuoco, la strada. Così, in una giornata limpida, i tecnici portarono il prototipo fuori dal cortile. Era il momento della verità. Il motore si accese, vibrò leggero. Le ruote iniziarono a girare. La Vespa cominciò a muoversi. All'inizio piano, poi con più sicurezza. Sembrava volare sull'asfalto. Le persone si fermavano per strada. Alcuni osservavano in silenzio, altri sussurravano tra loro. Qualcuno sorrideva. Altri chiedevano: «Cos'è quella cosa?» Un ragazzo provò a guidarla. Poi una donna elegante, con una gonna lunga. E funzionava. Per tutti. Non era solo un mezzo. Era qualcosa di nuovo. Era semplice, ma pieno di carattere. Italiano, sì, ma anche universale. Non solo per uomini forti o esperti, per chiunque volesse muoversi, scoprire, vivere. Quel giorno, in mezzo alla polvere del cortile e al sole del primo pomeriggio, nacque qualcosa di speciale. Non solo un veicolo, ma uno stile, un'idea, una promessa di libertà. Nacque la Vespa e con lei una nuova Italia. All'inizio erano pochi esemplari, costruiti uno per uno, con attenzione, quasi con affetto, ma la notizia si diffuse in fretta. Nelle piazze, nei bar, nelle case, si cominciò a parlare di quel nuovo mezzo. Avete visto la Vespa? È comoda, elegante, diversa da tutto. Le prime vendite iniziarono nel 1946. La gente era curiosa, ma anche prudente. C'erano ancora tante difficoltà. Le strade rotte, i soldi pochi, la voglia di ripartire, ma anche la paura di rischiare. Eppure, giorno dopo giorno, la Vespa cominciò a farsi spazio. Alcuni la guardavano con sospetto, altri, più giovani, la provavano e se ne innamoravano. Bastava poco, una corsa breve, un tratto in salita, un giro intorno all'isolato. E la Vespa conquistava tutti. Era maneggevole, leggera, stabile, si parcheggiava facilmente e soprattutto dava un senso di libertà. Si poteva andare al lavoro, a trovare un amico o semplicemente a fare un giro. Bastava girare la chiave e partire. Arrivarono i primi racconti. Una coppia che raggiungeva la costa per vedere il mare. Un ragazzo che tornava a casa più veloce del tram. Una signora anziana che non aveva mai guidato nulla e con la Vespa andava al mercato senza paura. Ogni famiglia italiana cominciò a desiderarne una. Non era solo una questione da mobilità, ma di sogno, di riscatto, di bellezza quotidiana. Era come dire: siamo tornati. Ogni corsa era un gesto di fiducia. Ogni curva una piccola conquista. In poco tempo la Vespa non era più solo un mezzo. Era diventata parte della vita, parte della strada, parte dell'Italia. Enrico Piaggio osservava con orgoglio, ma non si fermava. Voleva fare di più, organizzava eventi, test, pubblicità. La Vespa veniva mostrata nei giornali, nei manifesti, nelle vetrine, anche al cinema, e Ascanio, da parte sua, continuava a migliorare il progetto. Ascoltava i commenti, studiava i problemi, cercava soluzioni. Ogni modello nuovo era più pratico,
più affidabile, più bello. E così, passo dopo passo, ronzio dopo ronzio, cominciò un viaggio straordinario. La Vespa attraversava le città, poi le campagne, poi le montagne. Sempre più persone la volevano, sempre più fabbriche la producevano, e ogni modello portava un po' di futuro nel presente. La Vespa era nata nel silenzio di un cortile, ma ora parlava a tutta una nazione, un'Italia che voleva risalire, muoversi, sognare. Un'Italia che si stringeva a quel piccolo veicolo come a una speranza con le ruote. La Vespa aveva conquistato l'Italia, ma il suo viaggio era appena cominciato. In poco tempo, quel piccolo veicolo elegante superò i confini del paese. Le prime richieste arrivarono dalla Francia, dalla Spagna, poi dal resto d'Europa. Ovunque andasse, la Vespa portava con sé un pezzo d'Italia, l'ingegno, l'eleganza, lo stile di vita. Non era solo un mezzo di trasporto, era un'idea, un'emozione, e presto diventò anche un simbolo. Nel 1953 uscì il film Vacanze romane. Audrey Hepburn e Gregory Peck, a bordo di una Vespa, sfrecciavano per le strade di Roma. Il Colosseo, le fontane, i vicoli. Tutto sembrava più bello, più libero, più romantico. Quella scena fece il giro del mondo. E con lei, la Vespa. In America, in Asia, in Sud America, la gente cominciò a desiderarla. Volevano provarla, possederla, sentirsi anche loro parte di quel sogno italiano. Nacquero club di appassionati, gare, raduni. Ogni modello era atteso come un evento. Ogni pubblicità raccontava storie di libertà, di giovinezza, di cambiamento. Nel frattempo, la Piaggio apriva nuove fabbriche, nuove sedi, e la Vespa cambiava insieme al mondo. Nuovi colori, nuove forme, nuove tecnologie. Ma l'anima restava la stessa, quella di un mezzo nato per unire le persone, per farle viaggiare senza paura, per dare ritmo alla quotidianità. Anche nei momenti di cambiamento, la Vespa c'era, nelle estati calde, nei primi appuntamenti, nei ritorni a casa sotto la pioggia, sempre pronta, sempre presente, silenziosa, ma viva. Generazione dopo generazione, la Vespa entrò nelle case, nei ricordi, nel cuore della gente. E oggi, dopo decenni, è ancora lì, diversa, certo, più moderna, ma con lo stesso spirito. Ogni volta che una Vespa passa per strada, qualcuno si volta a guardarla, non per nostalgia, ma per affetto, perché rappresenta qualcosa che va oltre le ruote e il motore. Rappresenta un'idea semplice, nata in un'Italia ferita, ma piena di sogni. Un'idea che ha saputo volare lontano. La Vespa continua a unire generazioni, paesi, emozioni. È passato e futuro su due ruote. E tu? Qual è il tuo modo di sentire il vento sul viso? Di cercare libertà, bellezza, movimento? Così finisce la nostra storia di oggi. Una storia nata in un cortile silenzioso, con un motore che sembrava sussurrare sogni. La Vespa non è solo un mezzo, è la prova che anche da tempi difficili può nascere qualcosa di bello, leggero, duraturo. Ci ricorda che a volte basta un'idea semplice, una persona che guarda il mondo con occhi diversi, per cambiare il modo in cui viviamo, ci spostiamo, sogniamo. Cercare libertà, bellezza, movimento è un desiderio che ci accompagna da sempre. E a volte lo troviamo proprio nelle cose più piccole, come una Vespa che scivola dolce tra le strade.
Se questa storia ti ha toccato, se ti ha fatto viaggiare un po', allora continua il cammino con noi. Ogni settimana una nuova storia ti aspetta. Storie vere, emozionanti, raccontate con parole semplici, per scoprire l'Italia e imparare l'italiano, passo dopo passo. Iscriviti al canale, attiva la campanella e lasciati guidare dalla meraviglia, qui, su Il Cuore d'Italia.